100 milioni di euro messi a disposizione dall'Unione Europea per studiare la mobilità del futuro nel territorio alpino, da est a ovest, pianura bavarese, francese e italiana comprese. La macroregione alpina attinge ai fondi, 500 miliardi di euro, del network sui cosiddetti corridoi della mobilità europea. Il tratto più famoso in Italia di questi tempi è quello ferroviario ad alta velocità Torino-Lione. L'europarlamentare trevigiano Remo Sernagiotto è stato relatore ombra della direttiva nell'ambito di EUSALP, il piano strategico europeo per le zone alpine. Qui c'è un'occasione unica per la Regione Veneto e per tutte le regioni che ne fanno parte di questa strategia. Hanno aperto un bando che si chiamano Call in Europa di 100 milioni per studiare il futuro di questo territorio, la mobilità. Questi 100 milioni solo per lo studio. Spero che la Regione Veneto in particolare, soprattutto per la strategia del primo grande corridoio tecnologico, la vecchia A27, la Venezia-Monaco, dove potremo fare la prima strada, dove sotto la strada passa tutte le cose che servono, banda larga, extralarga, l'acqua, l'energia, così non vedremo più i piloni attraversare le nostre bellissime Dolomiti, e sopra una strada moderna che dà energia alle auto elettriche direttamente e senza stazioni di servizio. Questo è il futuro. Nel giorno in cui in tutto il mondo ci si mobilita per l'ambiente, parlare di futuro sostenibile non appare più così remoto. Occorre pianificarlo però, e questo bando, in scadenza il 24 aprile, per Sernagiotto va assolutamente sfruttato per essere noi, gli Stati europei, artefici del proprio sviluppo e non, vedi la via della seta, consegnarsi a realtà come la Cina. Economia di mercato e dittatura insieme, non c'è niente di peggio, perciò anche questo discorso della via della seta, che sarebbe una cosa positiva se il partner fossero aree democratiche come l'America, perché l'America può avere tanti difetti, ma ogni 4 anni il presidente se ne va e ne arriva un altro, e questa è la democrazia migliore che conosciamo.